Chissà, forse in qualche chiacchiera nei momenti di serenità dello strano ménage familiare di Via dei Lotti, Alessandro Venier avrà espresso il desiderio di riposare in montagna, luogo che amava frequentare una volta morto. Quelle cose che si dicono così anche per scherzo, soprattutto se si è giovani e si ha una vita davanti. Di certo non si aspettava che la sua finisse così presto e nel modo drammatico in cui è avvenuto. Il paradosso, ora, è che a decidere in che modo dare l'ultimo saluto ad Alessandro sarà proprio la donna che ha confessato di averlo ucciso e fatto a pezzi, insieme alla nuora Meilin, che essendo solo la compagna convivente non ha alcun diritto sulle spoglie dell'uomo. La legge prevede infatti che in assenza di testamento a disporre della salma del defunto sia il parente più prossimo, nel caso di Alessandro la mamma Lorena, che ha confessato di averlo ucciso e fatto a pezzi. Prima che il corpo di Alessandro Venier venisse scoperto, occultato in un bidone della spazzatura ricoperto di calce, le intenzioni di Lorena Venier erano di esaudire la volontà del figlio non appena la calce avesse completato il suo lavoro, cioè di sciogliere i resti del cadavere che poi avrebbe disperso in montagna. Lo aveva raccontato negli interrogatori a cui è stata sottoposta, fornendo tutti i dettagli dell'omicidio. Poter disporre del corpo del figlio, che ha confessato di aver ucciso, una volta cessate le esigenze di indagine e ottenuto il nulla osta, è un paradosso, anche se è la legge che lo prevede, e va ricordato che per il nostro sistema giudiziario c'è almeno un dettaglio di non poco conto da tener presente. Lorena al momento è solo indagata e anche se può sembrare strano dirlo, considerando le circostanze e le evidenze indiziarie emerse, è innocente fino a prova contraria, fino cioè al compimento dei processi. Per evitare casi come questi, Fratelli d'Italia ha presentato un disegno di legge al Senato che è stato approvato con voto unanime. Lo comunica la senatrice Susanna Donatella Campione. Una legge, dice la Campione, per impedire che un indagato di omicidio possa disporre del corpo della vittima. La parola passa ora alla Camera. Le indagini intanto proseguono. In attesa di interrogare Meilin Castro, cosa che il PM Giorgio Minillo spera di fare il prossimo 10 settembre, e ammesso che la donna non decida di nuovo di avvalersi della facoltà di non rispondere, come davanti al GIP Maria Rosa Persico, la procura cerca riscontri alla confessione di Lorena.